Some by mistake and a willow. Somebody looking to the fake. Somebody fake and a willow. Baby, I want to show you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Buongiorno a tutti quanti voi telespettatori di Telegarage Mare Viaggi. Per quanto riguarda ricette da sballo, da quanto tempo che manchiamo nel fare una ricetta da sballo. Allora mi devo scusare con tutti i miei iscritti perché praticamente, vabbè, comunque se seguite gli altri canali sapete benissimo che cosa sta succedendo, che praticamente mi ha fatto fermare un po' le ricette da sballo. C'è stata la chiusura del mio canale Telegarage Mare Viaggi perché ho inserito le immagini di un circo e praticamente mi hanno chiuso il canale. Questi si sono proprio incazzati. E poi c'è stato il fatto della casa di Deauville. Adesso dovremmo anche cambiare qua casa a Parigi, quindi è tutto un casino. Quindi per chi conosce anche gli altri canali, logicamente è così. Oggi è una ricetta che voglio dedicare a tutti i miei iscritti, 1000 rotti iscritti. Grazie per sopportarmi quando faccio una ricetta da sballo, che poi in fin dei conti non sono uno chef. Grazie a tutti quanti voi, ed è una ricetta che io voglio dedicare a tutti quanti voi, e infatti io la chiamerò torta e il numero degli iscritti inerenti a questo video. Quindi da questo video sono i numeri degli iscritti, non lo so, 1054, 1020, non so, devo andare a controllare, però la chiamerò torta 1054, 1500, 1200, non so, comunque la chiameremo la torta salata 1000. Quindi un applauso a tutti quanti voi per avermi sopportato in questi periodi, quindi un applauso a voi e un calcio in culo a tutte le persone che non hanno niente da fare, stanno solo praticamente commentare in modo volgare, poi tra parentesi, in modo volgare e in modo cattivo, molto cattivo, voilà. Quindi un bel calcio in culo, un bel vaffanculo, non so, quello che vi meritate dalla vita. Allora ragazzi, quindi oggi faremo una buonissima torta salata, fatta di verdure, utilizzeremo veramente molte verdure, fatta con la pasta a sfoglia, quindi non ha la copertura sopra la torta. La copertura di questa torta è il formaggio. Allora praticamente il tempo di cottura va all'incirca sui 20-22 minuti. Se casomai voi volesse fare la torta chiusa, quindi magari con la stessa ricetta però farla chiusa, quindi con un altro disco di pasta sopra, vi consiglierei prima di tutto di aggiungere o l'uovo, 2 uova intere miscelate insieme a praticamente le verdure che andremo a cuocere. Vabbè, adesso vi presento tutti gli ingredienti come la ricetta da sballo normale. E quindi o vi consiglierei appunto di mettere 2 uova oppure 400 grammi di ricotta. Se poi non avesse intenzione di chiuderla sopra, vi consiglio di rimanerla così, perché l'apporto calorico non è elevato. Diciamo che ci sta come apporto calorico solo diciamo la pasta. La pasta è molto calorica, la pasta a sfoglia, quindi diciamo che c'è questa come caloria, ma poi il resto sono tutte verdure che sono cotte in un cucchiaino d'olio, quindi non è niente di eccezionale, anzi comunque fa anche bene, meglio dell'hamburger del McDonald's. Però io, a prescindere dal fatto, ragazzi, io amo l'hamburger del McDonald's. Mi dispiace, sono italiano, amo la cucina,
amo mangiare ai ristoranti, ma io amo il McDonald's, è buonissimo, mamma mia. Noi sperimenteremo, lo faremo un hamburger uguale a McDonald's, però non credo che ci riusciamo. Allora, ed ecco qui che vi presento gli ingredienti che serviranno per realizzare questa torta dedicata a tutti quanti voi, gli iscritti del canale Ricette da Sbaglio. Grazie di nuovo, grazie a tutti, siete veramente gentilissimi, vi stimo e vi abbraccio tutti. Ragazzi, qua non c'è cazzino, ma intanto su YouTube non andiamo a guadagnarci niente, è solo un qualcosa per divertirci tutti quanti insieme. Quindi un abbraccio forte con tanta sincerità, questo è quello che vi posso dare, poi vedete. Ok, allora ecco qua gli ingredienti per realizzare questa straordinaria ricetta. Questo va a quelli là che mettono i voti negativi. Allora ragazzi, quello che diciamo dà fastidio di questa torta è che alcuni ingredienti vanno preparati diversamente tra di loro, hanno un altro tipo di cottura, quindi bisogna fare 2 o 3 tipi di cotture. Voilà. Allora, per esempio il broccolo lo dovete cucinare a parte un quarto d'ora, 10 minuti in acqua bollente, oppure potete utilizzare la cosa a vapore là. Poi abbiamo il foglio, allora iniziamo dall'inizio, va? Allora un po' di basilico, un po' di erba cipollina, un po' di prezzemolo, un broccolo, del vino bianco, della pasta sfoglia, oppure potete prendere la pasta brisée, dei funghi che serviranno, potete metterli anche freschi, però io consiglierei sempre di cucinarli con del vino bianco, che sono molto saporiti, e l'aggiunta anche di pepe e prezzemolo. Poi abbiamo una melanzana, una carota, una zucchina, un porro. Allora, adesso poi arriva questa parte qui. Indubbiamente voi in Italia avete dei buonissimi pomodorini. Allora, devo dire la verità, questi qua sono ottimi, però qua a Parigi, devo dire la verità, hanno questi pomodorini che sono veramente deliziosi. Sono dei pomodorini differenti tra di loro, quindi noi utilizzeremo questi pomodorini qua, però voi comunque potete utilizzare i pomodorini ciliegina, ma non ne vanno molti, ne dovete utilizzare praticamente una decina. E poi l'ingrediente principale è la scamorza. La scamorza servirà per fare la copertura della torta. Quindi la scamorza viene messa proprio alla fine e viene utilizzata per fare la copertura della pasta. Ok? Allora, quindi vi faccio vedere. Quindi prendete un 300 grammi di scamorza, possibilmente deve essere sempre quella là secca, non la scamorza fresca, perché altrimenti la scamorza fresca caccia troppa acqua. E alla fine, quando uscirete la torta, prima di mangiarla, mettete sopra delle olive che serviranno per fare un decoro, però anche aggiungeranno un gusto in più. Queste qua sono delle olive alla greca, quindi potete utilizzare delle olive snocciolate. Vi consiglio sempre di snocciolarle, comunque sempre le olive. Allora, iniziamo quindi il procedimento per realizzare questa torta. La prima cosa, come vi spiego sempre, bisogna far uscire la nostra pasta sfoglia e tenerla fuori 5-6 minuti aperta, ok? Quindi 5-6 minuti, quindi nel frattempo che voi preparate tutti gli ingredienti avete tempo di rimanerla bella aperta, ok? Allora incominciamo subito con la preparazione di questa straordinaria torta. Voilà! Allora ragazzi, la prima cosa che noi andremo a fare sarà quella di cuocere il nostro broccolo, quindi per una decina di minuti.
prendiamo quindi il coltello, una decina di minuti, anche 12-13 minuti pure, va? In acqua bollente non salata. Quindi prendiamo, non è proprio eccellente, però comunque può andare. Allora, quindi prendiamo il nostro buoccolo, lo tagliamo, quindi facciamo a pezzettini un po' più piccoli in modo che la cottura viene meglio. Voilà, diamo una bella pentolina, mettiamo il nostro broccolo, cercate di prenderlo più verde, più, diciamo, più fresco. Questo diciamo che sta da un po', da qualche giorno in più, perché non l'ho cucinato. Voilà. Voilà. Quindi sul fuoco, dopo l'ebollizione, senza aggiungere sale, dopo l'ebollizione un 13 minuti. Voilà. Ah, volevo dire una cosa, ragazzi, tutti gli iscritti al canale, allora io sono bravissimo nel fare il bricolage. Ho aperto un canale che si chiama Bricolage della Vita, ve lo potete vedere sia nei miei canali preferiti, oppure lo potete vedere qui sotto a commento, rimasto il link. Iscrivetevi, perché realizzo delle cose che sono veramente belle, realizzo delle abajou e quindi vi faccio vedere come si realizza, sempre con lo stesso metodo di ricette da sballo. Oltre a divertirvi, vedete anche come si realizza qualcosa, non so, una abajou, come si pitta la casa, ci sono tante cose belle. Già ho caricato molti canali, ho creato 2 sculture, ho fatto due abajou acquario, ho fatto il montaggio completo del Titanic, chi avesse comprato il Titanic, quindi magari vedendo i video si prende un po' più di coraggio, perché ci vuole veramente il coraggio. E quindi iscrivetevi al canale, perché è veramente molto, molto bello, molto simpatico. Quindi ho rimasto il link sotto al commento, oppure vi vedete nei miei preferiti. Ci sta, oltre a Telegarage Mare Viaggi, ci sta anche il Bricolage della Vita. Però iscrivetevi. Allora ragazzi, seconda operazione che noi andremo a fare sarà quella di cuocere i nostri funghi champignon. Vi ricordo che i funghi champignon devono essere lavati benissimo. Allora, io ho preso dei funghi ieri, già sono fatti ieri qua, ieri li ho presi, ieri erano bianchissimi. Ah, Savariggi. Allora ragazzi, lavate per bene e fateli a pezzettini. Voilà, quindi adesso taglieremo i nostri funghettini. Voilà. Allora, quindi prendete una padella, piccolina, ho registrato? Sì. Un po' di olio, uno spicchiettino d'aglio, non l'ho detto però in cucina se manca l'aglio, il voglio il sale, state proprio inguaiato. Voilà, uno spicchiettino d'aglio, e incominciamo a riscaldare il nostro olio, e quindi facciamo dorare il nostro aglio, dopodiché inseriremo i nostri champignon. Facciamo fare 2 minuti di cottura a fuoco vivace per i champignon, incominciano quindi a perdere la loro acqua, e poi metteremo un bel bicchiere di vino e facciamo asciugare il vino. Quando il vino si è asciugato, i funghi sono praticamente cotti.
momento noi prepariamo questi ingredienti, perché la melanzana non la voglio tagliare, perché vorrei evitare di mettere sale, quindi voglio tagliare a cubetti insieme alla melanzana e al porro, in modo che noi andremo direttamente a cuocere, perché altrimenti diventano nere, quindi lo facciamo dopo il servizio. Perciò vi ho detto che è un po' diciamo complicato, però una volta che voi avete fatto questi funghi e i broccoli, comunque la carota non la metto, quindi una volta fatto questi funghi e i broccoli il servizio è a posto. Allora, nel frattempo però possiamo snocciolarci le olive e tagliare a fette, il nostro formaggio e incominciare a tagliare il porro e una tacchettina ai nostri pomodorini. Quindi facciamo prima le olive, nel frattempo che si cuociono i broccoletti. Voilà ragazzi, allora adesso a questo punto vi consiglierei di togliere l'aglio. Ormai l'aglio ha fatto la sua presenza, quindi praticamente non serve più, anche se è praticamente bruciato, però una volta tolto tutto il sapore va a farsi fottere. Quindi mettete i vostri funghi che fate cuocere per 2 minuti a fuoco vivace. Logicamente li dovete anche un po' girare, mescolare. Io non ve lo faccio vedere questa operazione, poi se vi devo insegnare anche a fare il pipì o il pupù poi è assurdo. Pigliate un mattarello e legna e girate, e quindi fate cuocere a fuoco vivace per 2 minuti. Nel frattempo però abbiamo snocciolato le nostre olive. Allora ragazzi, nel frattempo che noi abbiamo fatto ammorbidire un po' i nostri funghi, voilà, il cavolo già si è cotto, quindi il broccoletto, scusatemi, il broccoletto si è cotto. Possiamo anche spegnere sotto al fuoco, non rimaniamo là perché per il momento non ci dà fastidio. E quindi adesso penseremo a mettere il vino bianco, un bicchiere, regolatevi voi, un bicchiere, poi il resto voi schiattate in da capo e morto. Voilà. Quindi mettete un po' di sale e un po' di sale e del prezzemolo, e fate sfumare tutto il vino. Quando si è sfumato tutto il vino significa che è cotto il funghetto. Ok, allora qui cambio un attimo posizione, aspettate, scusate, ma che era una scusa che cambio un attimo posizione. Proprio buono, se ve bella. no, stava schiattamelo poi vindare per mo'. Già ciao, no? È buono. Allora ragazzi, un po' di pepe misto, un po' di sale di Guerand, un po' di sale di Guerand, un po' di pepe, un po' di prezzemolo, e aspettate, girate logicamente un po', voilà, una bella magnatella di pepe e sale, voilà, o prezzemolo, voilà, girate, voilà, e aspettate che si sfuma il vino. Voilà, voilà, voilà. Allora adesso penseremo a tagliare il nostro formaggio. Voilà.
qua. Però prima una pulitina a candotto, perché altri dicono che sono sporco. E quando me ne hanno dette? A più tardi. Allora ragazzi, ci vuole una bella quantità di formaggio e io sinceramente oggi mi sono fatto una bella capata qua vicino, però servono 300 grammi servono per questa ricetta e li tagliate a fette così, andranno a fette così sopra la torta, quindi a fette però non molto Allora ragazzi, arrivate a questo punto potete anche incominciare ad accendere il forno. Intanto fino a quando poi non si prepara la torta passeranno anche un altro quarto d'ora, quindi un quarto d'ora il forno si è acceso. Normalmente si accende a 230, comunque mettetelo a 200 gradi. Ok, allora ricordate che quando fate queste operazioni è molto importante dare poi ogni tanto il colpettino di girata ai nostri funghi. Un'altra cosa importante, quando tagliate le verdure, voilà, per evitare microbi e compagnia varia vi conviene sempre lavare o cambiare il coltello. Capisco che è una rottura di coglioni, però è molto importante prendere questa abitudine tutto giù. Allora adesso nel frattempo, quindi che stanno cuocendo i nostri funghi, perché comunque ci vorrà all'incirca un quarto d'ora che si sfuma tutto il vino, prendiamo i pomodorini, li prendiamo tutti quanti diversi e sono ottimi questi pomodorini. Vediamo il rosso, questo qua per esempio, che è ottimo. Diamo un tocco in più al nostro operato. Dovrebbe stare pure quello là che è arancione, bello quel pomodorino là. No, non c'è. E ci schiattiamo pure due che sta qualità. Voilà. Questa qualità la uso per fare il sughettino, ma ragazzi è una poca fine del mondo, altro che passate e pelate. Andando giovanile a fare con il pomodorino. Il sughetto si fa in 10 minuti. Allora, quindi qua siamo a posto. Adesso prendiamo il nostro porro e praticamente lo facciamo a pezzettini molto fine, deve essere. Normalmente voi potete pensare che verrà cotto insieme alla melanzana e alla zucchina e ai pomodorini, invece no, non è così. Il porro verrà messo quando andremo a mettere i broccoli, quindi avrà una cottura solo di 5 minuti, quindi lo dovete tagliare molto fine perché serve proprio questo aroma che dà il porro, che è molto particolare, quindi serve per la torta, quindi non deve essere bruciato e non deve essere cotto all'inizio, deve avere una cottura normale di 5 minuti, però il porro si deve sentire, ci deve stare, senti, non... Ok, allora quello che ci resta adesso da cucinare è praticamente la zucchina e la melanzana, che richiedono entrambi una cottura di 10 minuti. Allora, nel frattempo finiamo quindi la cottura dei nostri funghi champignon, scoliamo il nostro broccolo con un colapasta e poi lo andremo a mettere in un piatto e quindi tagliamo a pezzi le nostre zucchine
e melanzane. Quindi a più tardi su Telegarage Mare Viaggi per quanto riguarda ricette da sballo. Voilà ragazzi, quindi abbiamo scollato il nostro broccolo. Per non sporcare altri piatti rimettetelo di nuovo nella pentola in cui voi l'avete cotto. Allora i nostri funghi sono a 2 minuti di cottura. Voilà, i nostri 2 minuti di cottura e sono praticamente cotti. Quindi abbiamo finito un'altra cosa. Adesso quello che vi conviene fare è prendere una bella padella grande, perché dovete pensare che adesso arriverete al punto che dovete mettere tutti i prodotti, quindi 3 cucchiai d'olio, 2 e 3, no aglio, no cipolla, quindi levatela dalle palle e quindi prendete la zucchina e la melanzana e tagliate a cubetti più o meno uguali, però a cubetti, non a fette, non molto grandi, perché altrimenti non hanno una cottura rapida, perché voi dovete cuocere questo in una decina di minuti insieme ai pomodorini, dopodiché dovranno essere cotti ancora per altri 7 minuti insieme a broccoli, porro e funghi. Quindi dovete cercare di evitare di fare delle cacatone così grosse, dovete fare dei pezzettini non molto piccoli, ma dei pezzettini normali. Ragazzi, allora una bella colapasta, vedete, piena di una zucchina e una zucchina, però la mia era comunque abbastanza grande, una zucchina e una melanzana. Allora, quindi adesso abbiamo messo l'olio a riscaldare, mi raccomando, senza niente, senza utilizzare né aglio né per il momento niente. Quindi andate a mettere, prendete un coperchio, andate a mettere, girate logicamente, fate in modo che l'olio prende tutte le melanzane e le zucchine, ricoprite e cuocete a fuoco vivace forte per 10 minuti, però dovete logicamente sempre mescolare, sempre però utilizzando il coperchio, in modo che la cottura diviene più veloce. Nel frattempo potete anche incominciare a prepararvi un po' di basilico, una bella quantità di basilico. Il basilico non guasta mai, con l'erbetta cipollina. Però se poi a voi non piace troppo il gusto di cipolla, perché dovete tenere conto che ci sta già il porro e quindi a molte persone può magari non piacere, perché l'erba cipollina è veramente molto forte, quindi potete anche evitarla se volete. Allora, basilico però quanto ne volete, basilico non c'è proprio assolutamente nessun tipo di problema. Voilà. Allora ragazzi, ora che l'olio è diventato caldo, mettiamo il tutto. Aspettate, voilà, quindi girate e fate fare una bella cottura di 10 minuti, anche 12 minuti. Logicamente coprite. Adesso vedrete che le zucchine cacceranno l'acqua, quindi non dovete aggiungere acqua, mi raccomando, dovete solo semplicemente girare ogni tanto per evitare che si attacca il tutto, ok? Non vi preoccupate che si bruci, non vi preoccupate, l'importante è girare e coperchio. Ragazzi, come vedete siamo a 3 minuti di cottura ed è già sceso il livello, vedete, molto più basso rispetto a quando abbiamo inserito le melanzane e le zucchine. Allora non dovete aggiungere per il momento ancora il sale, perché devono cacciare tutta l'acqua naturalmente, in modo che evapori subito, perché se voi andaste a mettere il sale praticamente le verdure annegano nella loro acqua. Voilà, quindi poi per smaltire tutta l'acqua
ci vuole veramente molto tempo. Invece voi le cuocete così, stando attenti a non farle bruciare, quindi così per 10 minuti, in modo che siete assolutamente convinti che le zucchine melanzane si sono praticamente cotte, quasi, perché poi dopo andranno a fare 5 minuti di cottura, altri 5 minuti di cottura con il porro, le ciliegine ed il broccoletto. Quindi fate questo sistema qua. Una volta che sono passati 10 minuti e vedete che sono belle morbide, aggiungerete il sale, pepe e non lo so, qualche altra spezia che a voi fa piacere. Io consiglierei molto basilico, poi fate voi. 7 minuti di cottura, si sente un odore. La cosa bella è quando voi non mettete il sale, le zucchine e la melanzana, vedete? Diventa fritta, non diventa diciamo bollita nell'acqua, e il gusto, vedete? Il gusto di una zucchina che è fritta e il gusto di una zucchina che è al vapore, che è bollita, è molto differente. Se voi aggiungeste l'acqua otteneste un risultato differente. Se voi aggiungeste l'acqua avete quindi poi un risultato come se fosse bollito, ok? Però qua è un fritto naturale, non è un fritto che ti uccide praticamente lo stomaco. Voilà, quindi vedete sono quasi pronte per essere aggiunte poi i pomodorini, e che cacceranno poi quindi la loro acqua. Quindi siamo coperti e il broccoli cacceranno la loro acqua, i funghi finiranno di cacciare la loro acqua, il porro no. Quindi arrivate a 10 minuti di cottura aggiungerete il porro e quindi fate fare una girata, una bella girata da tutte le parti, poi aggiungete i pomodorini e poi infine i broccoli. Quindi abbiamo aggiunto i nostri pomodorini, quindi facciamo girare, non dovete proprio cuocerli totalmente i pomodorini, devono rimanere un po' crudi. Voilà, una girata, e quindi aggiungiamo i nostri broccoli. Non vi preoccupate del broccolo che è così intero, perché essendo morbido praticamente si distrugge da solo, non è un problema. Quindi girate, aggiungete un filino d'olio d'oliva, del pepe e del sale e alla fine il basilico e logicamente anche i funghi. Un odore straordinario, quindi aggiungete i funghi e miscelate sempre per bene. Nel frattempo che avete miscelato i funghi è finita la cottura, perché adesso andranno 20 minuti in forno, quindi non devono essere stracotti. Allora ragazzi, abbiamo chiuso sotto al fuoco, abbiamo messo una bella manciata di sale, di pepe e basilico, quindi giriamo praticamente il tutto. Voilà. Allora a vostra scelta potete far raffreddare, intanto non ci sono problemi, l'acqua non si fumerà più perché ormai l'acqua è uscita da tutti i vegetali, sono cotti e non hanno più acqua, quindi nella torta non si farà l'acqua, la concentrazione di acqua. Quindi girate sempre, al limite potete anche gustare, intanto è tutto cotto, vedete i pomodorini non sono totalmente cotti, è così che deve essere praticamente, vedete? Ok, allora, e quindi adesso praticamente o lasciate raffreddare, magari avete tempo, quindi potete magari fare la torta in serata, quindi avete preparato questo il pomeriggio, quindi potete fare la torta. Intanto per la torta ci vogliono 20 minuti, tutto il casino è 20 minuti, quindi o li mettete adesso caldi, quello che noi io lo farò tra 3/4 d'ora, perché sono le 6:15, il forno è già acceso, già sta pure a 230 gradi, quindi lo rimango un po' qua e lo faremo a più tardi. Logicamente coprite in modo che il basilico
non fa fuoriuscire tutta la sua essenza e le verdure assorbono tutto l'odore del basilico, quindi questa è una cosa molto importante. Quindi prendete il coperchio e coprite, e se avesse lo schiavo fate lavare tutto. Voilà. Allora ragazzi, potete prendere degli stampi che sono a silicone, oppure questi stampi che servono per le torte. Consiglierei di imburrarlo, perché il burro dà sempre un tocco di gusto in più, oppure potete rimanere la carta che c'è, che è presente sotto alla pasta. Potete fare così, oppure mettete il burro. Io consiglierei sempre il burro, che il burro è molto, dà un tocco in più, il gusto del burro. Quindi la imburrate per bene. Questa torta può essere utile anche per Pasqua, per evitare di mangiare troppa carne. Quello poi, da quando sto a Parigi, in fin dei conti, sul mangiare sono diventato un po' diverso di mentalità, perché noi napoletani, devo dire la verità, mangiamo veramente tanto, ed io penso che sia sbagliato. Mangiare tanto è sbagliato. Io penso sempre che sia buono mangiare poco, e poco è buono. Voilà. Quindi potete prendere la vostra pasta che infilate nella tortiera, possibilmente senza romperla. Voilà. Quindi potete prendere una forchetta e punzecchiate praticamente da tutti i lati, sia nei bordi, in modo che la pasta fa uscire tutta l'umidità durante la fase della cottura, e anche tutta l'aria. Voilà. Quindi adesso versate tutto il composto precedentemente gustato. Se risultasse senza sale, potete praticamente aggiungerlo. Quindi andiamo a mettere tutto il composto dentro, tutto. Intanto questa quantità serve proprio per fare una torta completa. Voilà. Gustosissima, mamma mia che buono. Quindi livellate. La perfezione ce l'ha solo nostro Dio. Questi qua sono prodotti fatti in casa, quindi anche se non sono perfetti non è assolutamente un problema, non ve ne dovete fare un problema. Quindi chiudete un po' i lati. Sto cercando di fare presto perché non posso toccare la telecamera, che adesso ho burro da tutte le parti. Quindi mettete il vostro formaggio in questo modo,
deve ricoprire proprio tutta la torta il formaggio, anche la pasta. Vedete? Voilà. Quindi con 300 grammi ce la fate. Ragazzi, sta finendo la batteria, quindi adesso ne vado a prendere un'altra e quindi facciamo dopo, che ci rivediamo dopo. Allora ragazzi, adesso mettete in un forno praticamente a 200 gradi per 20 minuti, ok? Fate 20-25 minuti, alla fine la caccerete fuori e metterete le olive sopra, poi spegnete il forno e quindi automaticamente la mangerete magari dopo un'ora, che è bella tiepida, ok? A più tardi su Ricette da Sballo. A più tardi, a più tardi, a più tardi. Aspettate. Ok ragazzi, sono andato a cambiare la batteria. Ragazzi, si sente un odore per la casa che vi dico la sincera verità, non avete proprio idea. Quindi adesso 20 minuti, 20-25 minuti fate fare di cottura per la pasta. A più tardi. Io ho messo a 205 gradi. Pronti? Io sono pronto. Allora ragazzi, mancano siano 5 minuti alla cottura. Quando la pasta diventerà ben dorata, per il momento è ancora un po' chiara, quindi inseriamo le nostre olive. A me mi piace brucia e tutte io già cantare, perché mi brucio fronte una maniera già sfugata. Sarò volgare, so che nella vita suonerò, chi te ne complessa e non ne vuole. A me mi piace zucchero che scende in caffè. Voilà. Ragazzi, è praticamente pronta. Adesso voi la rimettete nel forno e praticamente spegnete il forno. Nella fase di spegnimento del forno la torta finirà di cuocersi e un po' di olio delle olive, che insaporiscono ancora di più, si diffonde su tutto il piano. Quindi con questa torta io vi saluto e grazie a tutti quanti voi, agli iscritti del canale, veramente vi ringrazio di tanto cuore, vi ringrazio di tante persone che mi fanno veramente dei commenti belli. Tante altre persone purtroppo non è così, però sinceramente non mi interessa più di tanto. Noi facciamo questi video semplicemente anche per divertirci un po', e poi comunque sono piatti buoni, comunque basta solo sperimentarli nel provarli. Quindi grazie a tutti di vero cuore da Paolo Orlando, a tutti gli iscritti del canale Ricette da Sballo. Grazie, iscrivetevi al canale Bricolage della Vita, sotto al video c'è il commento, nel commento c'è il link del canale. Iscrivetevi, perché oltre a divertirvi creerete delle cose fantastiche, perché io sono abbastanza bravo sul bricolage, quindi qualsiasi consiglio non ci sono problemi. Ciao a tutti!